Mi trovo a San Lazzaro di Savena, questo è l'uliveto di Ermanno Rocca. Buongiorno Ermanno, tu sei un olivicoltore, insomma uno dei tanti ormai olivicoltori che fanno questa attività in territorio bolognese. Insomma c'è stata una forte espansione degli olivi per quel che riguarda appunto anche i nostri territori, quando fino a qualche anno fa, 15 anni fa ancora non se ne parlava, però è un territorio vocato. Ecco, tu sei anche a capo di una rete di imprese che fanno questa attività. Sì, si chiama Rete di Imprese Olio Extravergine Felsineo. Ecco, raccontaci qual è questa attività che voi svolgete di valorizzazione, insomma, dell'olio e delle olive del territorio bolognese e non solo. Certo, come hai detto tu, c'è stato un forte sviluppo delle superfici coltivate a olivo negli ultimi 15 anni. Questo è stato favorito anche da un grande lavoro che è stato fatto dal CNR di Bologna, che ha fatto conoscere la biodiversità olivicola del territorio, quindi studiando tutte le vecchie cultivar presenti, cultivar nel senso che erano piante secolari che sono presenti nel territorio, da cui sono state tratte delle nuove piante e attraverso una diffusione vivaistica sono state rese disponibili per essere impiantate. Quindi noi olivicoltori poniamo un'attenzione molto grande a queste nuove cultivar che sono quelle autoctone, rappresentano il territorio di Bologna. Per quello che riguarda la rete, è nata nel 2017 con 6 soci fondatori e si è sviluppata fino ad oggi, siamo in 9. Abbiamo una superficie olivata di circa 170 ettari che si estende su un territorio che va dalla zona di Imola, Borgo Tossignano fino alla zona di Sasso Marconi, Zola Predosa. I 9 associati hanno il gruppo ha come obiettivo fondamentale l'ottenimento di un IGP olio extravergine Colli di Bologna. Qua c'è un iter che è stato avviato da questo punto di vista, che punto è? Certo. L'iter è un po' stagnante in questo momento, abbiamo presentato una richiesta di marchio collettivo l'ottobre 2019 e poi al Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la Camera di Commercio di Bologna. La risposta è stata un ni. Hanno chiesto delle controdeduzioni alla nostra prima, alla loro quasi negazione, perché il motivo addotto era che non eravamo un vero e proprio consorzio. Quindi abbiamo fatto le nostre controdeduzioni e al momento non abbiamo ancora avuto una risposta. Quindi siete ancora in attesa? Siamo in attesa di poter avere questo marchio collettivo, che è il primo passo per poi partire con l'iter più ufficiale attraverso la Regione, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di conseguenza l'Europa. Tutti quanti, adesso abbiamo la campagna olivicola, si è conclusa dalle nostre parti, ecco un appunto a questo dettaglio. Come è andata quest'anno, Ermanno? Tu sei un agricoltore biologico come tanti di questa rete di imprese, no? Siamo in diversi ad avere adottato il metodo biologico sia per la coltivazione sia per anche l'ottenimento dell'olio, quindi anche il frantoio di riferimento, che è il frantoio imolese, adotta il metodo biologico nella trasformazione, quindi è certificato bio. Tra l'altro fa parte anch'esso della rete di imprese. L'annata è stata piuttosto interessante nelle nostre zone, al contrario dello scorso anno 2019, abbiamo avuto una buona fase di fioritura e di allegagione, quindi nei mesi di maggio e giugno, e di conseguenza c'è stata una buona quantità e un buon prodotto. La fase critica è stata quella di fine estate, con un mese di settembre estremamente caldo, e quindi il caldo da luglio, agosto e settembre è stato molto prolungato, e c'era un po' di rischio che nella maturazione si ottenessero delle olive poco proficue. Invece poi è arrivata la pioggia, le piante si sono reidratate e quindi il frutto si è ingrossato regolarmente, le quantità sono state interessanti, le rese, almeno nel mio caso, siamo intorno al 13%, quindi è una resa su 100 kg di olive, 13 kg di olio. Ecco, senti Ermanno, ma questa situazione positiva è riproducibile in tutta l'Emilia Romagna?
Oppure ci sono delle zone in cui invece l'oliva ha prodotto meno e ha avuto qualche difficoltà in più? Parlo della Romagna, che comunque certo, è un areale vocato. l'areale vocato è di riferimento anche per tutta la regione. Io, come tanti altri olivicoltori, sono associato alla ARPO, Associazione Regionale Produttori Olivicoli, che ha sede a Rimini, e per quello che ci giunge dai dati che ARPO diffonde, direi che l'annata è stata buona anche nel territorio della Romagna. Quindi è andata bene anche lì, è andata? Sì, è andata bene anche lì, adesso anche la qualità sembra che siamo a dei livelli molto alti, dico sembra perché abbiamo l'olio stoccato presso i frantoi, cominciamo adesso in questo periodo, dopo un periodo di decantazione, di riposo dell'olio, a confezionarlo e quindi poi partirà il periodo dei concorsi, ci saranno i responsi, quindi ognuno di noi è sempre molto motivato a partecipare a dei confronti con altri produttori per vedere se la propria qualità viene giudicata a un alto livello, anche confrontandosi con altri produttori. Ecco, il confronto con l'olio, diciamo, romagnolo, no? Parlo del Brisighella, che è comunque quello più conosciuto, con il prodotto bolognese. Cosa dicono questi assaggi, queste competizioni bonarie, insomma, fra voi produttori? Sono molto stimolanti le competizioni. Io tra l'altro faccio parte del panel ufficiale regionale e quindi proprio il prossimo venerdì dovrò andare al DIST, al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari a Cesena, per delle compilazioni, diciamo, delle schede di giudizio di analisi sensoriale che riguardano le due DOP dell'Emilia Romagna, quindi la DOP Brisighella, che ricordo a tutti è la prima in Italia, e la DOP Colline di Romagna. Diciamo che l'areale bolognese si esprime molto bene in termini qualitativi, in termini di prodotto di eccellenza. Abbiamo alcuni punti diciamo, di grande eccellenza, come può essere la zona di Castel San Pietro e anche la zona delle colline intorno a San Lazzaro, perché abbiamo avuto dei riscontri proprio a livello nazionale e anche internazionale in qualche caso, di riscontri di grande qualità, quindi di premi ottenuti. Questo vuol dire che c'è anche un terreno, insomma, che probabilmente aiuta insomma, a conferire questa qualità. Senti Ermanno, noi siamo qua nel tuo oliveto, abbiamo alle spalle una vallata che è abbastanza anche un bel colpo d'occhio anche dal punto di vista insomma, paesaggistico questo, cioè, cosa che fino a 15 anni fa dicevi non c'era. Valorizza anche il territorio da questo punto di vista. Sicuramente, aver riportato questa cultura, diciamo, agli effetti della piacevolezza del paesaggio, sicuramente il territorio è valorizzato. Per quello che riguarda gli aspetti, diciamo, climatici, fenologici, c'è un dato particolare, che siamo vicinissimi ai gessi. C'è un filone di gesso che praticamente va dalla zona di Brisighella fino a Asola Predosa e oltre, quindi forse anche questa particolarità del terreno, del suolo e anche l'aspetto climatico, perché il gesso fa da accumulatore di calore, come può fare il mare in qualche caso, e cede questo calore un po' più lentamente di quanto non lo ceda la terra. E questo volano termico crea un ambiente che climaticamente è favorevole alla cultura dell'olivo. Tanto è vero che tutte le presenze storiche sono su zone collinari dove vicino c'è il gesso. Ermanno, un'ultima domanda, cosa si fa in oliveto in questo periodo di fine raccolta? Beh, in questo periodo di fine raccolta si possono fare interventi di potatura appunto di post raccolta, come ho già fatto io quest'anno, sperando sempre che la stagione invernale climaticamente, come dicevamo, non sia troppo avversa, e indubbiamente bisogna fare un trattamento disinfettante dopo aver raccolto. Si producono piccole scoriazioni sulle parti aeree della pianta e ovviamente la potatura fa tagli, quindi facendo trattamenti a base di prodotti rameici, che sono disinfettanti naturali. E sono consentiti in agricoltura biologica? Sono consentiti in agricoltura biologica e si utilizzano anche nel metodo convenzionale o nella lotta integrata. Bene, grazie Ermanno, noi ti lasciamo alle tue operazioni culturali in Uliveto, noi ci fermiamo qua, un po' di pubblicità e dopo con i frutti della terra.